Buonasera, ben ritrovati in studio con me, c'è Gian Antonio Darè, sindaco di Viterbo Veneto e candidato alla segreteria nazionale della Lega Nord. Però io spero di potermi, l'ho appena sentito al telefono e dovrebbe essere, spero, in linea, il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Renzo Tondo, perché ci sono degli attacchi che lo riguardano, sono questi, li vediamo sul web, per l'occultamento di auto blu, si parla di una BMW. Chiedo a regia se Tondo che lo stiamo richiamando. se mi risponde, ecco, mi segnala Gianni che c'è un terzo spezzone, adesso spero di poter rispondere. Pronto Tondo? Eccomi qua, buonasera. Allora, io le dico, ho questi assicuratori che mi mettono occultamento di auto blu, una fiammante BMW con targa recentissima, sosta, 2 laterali, dal cinema Il Visionario. Critiche sul fatto che sarebbe andato questo convegno nascondendo l'auto praticamente, per non far vedere che era con un'auto blu. L'auto era nella via principale, quindi proprio non so di cosa si parli, perché nascondere l'auto, perché non c'è nulla da nascondere. Io sono andato a un convegno di un partito sul tema del lavoro, tra l'altro vorrei anche ricordare che ero di passaggio, perché non è che sono venuto giù dalla mia città solo per il convegno, avevo appuntamenti a Udine, ho proseguito per Sedegliano, quindi comunque continuavo la mia presenza istituzionale a inaugurare un teatro, sono andato a Pordenone a un convegno istituzionale a presentare le Dolomiti del Friuli Venezia Giulia attraverso un libro, quindi di passaggio ho partecipato anche a un convegno di partito e quindi proprio non c'era assolutamente niente da nascondere, quindi non ho assolutamente nulla di cui rimproverarmi. Queste notizie circa questo uso di auto blu che la riguardava, le era giunta come notizia oppure no? Guardi, io le dico molto semplicemente, io molte volte, specialmente il sabato e la domenica, se posso evito di chiamare i miei autisti. Io posso fare un elenco dei chilometri, delle motivazioni, degli incontri, anche istituzionali, moltissimi istituzionali, in cui sono andato con la mia macchina o con macchine private di amici, proprio per non far venire l'autista il sabato o la domenica, o anche certi giorni durante la settimana, magari quando da Tolmezzo scendo solo a Udine, non faccio venire l'autista perché non vale. Ma posso dirvi con molta franchezza, non conosco Udine, le immagini che vedo però sembrerebbero effettivamente di un'auto parcheggiata in una via laterale, anche se non metto in dubbio che se lei, come diceva, aveva una scaletta di appuntamenti istituzionali, era tutto legittimo che lei la usasse. Certo, ma infatti non ho niente da nascondere. La macchina era probabilmente l'unico parcheggio libero. Se qualcuno fosse venuto al convegno quel giorno lì, vedeva che tutta... No, io l'ho vista con Sacconi a quel convegno. Il punto è che se fa parte di un iter istituzionale un conto, questa è la critica, se sono partecipazioni a un convegno di partito ovviamente è diverso. Questa è l'unica differenza. Non è così, nel senso che, guardi, i partiti sono... Allora, se vado a un convegno della CGIL non potrei andarci? Se un partito anche diverso dal mio promuove un convegno su un tema importante e chiede il Presidente della Regione, non dovrei andarci? No, non è assolutamente così. La Corte dei Conti ha ampiamente riconosciuto che anche la partecipazione a manifestazioni che hanno temi specifici attinenti alla regione di partito si può andare. Non si può andare a campagna elettorale, questo è evidente. Se io andassi ad un convegno o a un'iniziativa di partito a sostegno di un candidato o in campagna elettorale, è chiaro che questo non è possibile, ma la Corte dei Conti ha già fatto questa verifica e comunque se volete fatela voi. Io ho la coscienza. Io credo, sono cose che girano sul web, io trovo corretto che i diretti interessati commentino, penso sia d'accordo con me Presidente, o no? Guardi, allora io ripeto una cosa, io dico ho partecipato a un convegno di partito scendendo da Tolmezzo sul tema del lavoro con un ex ministro, scendendo da Tolmezzo per andare a 2 iniziative istituzionali e quindi ero di passaggio e quindi ritengo che sia assolutamente corretto, non ho nulla da aggiungere a questo. Se poi qualcuno ritiene che non sia corretto fa la sua bella denuncia e chi dovrà valutare valuterà se è giusto o no. Io so di aver fatto le cose come Dio comanda, se poi qualcuno ritiene che non sia così e se dovessi aver sbagliato pagherò le conseguenze, ma so che non è così. Io la ringrazio per averci risposto, ripeto, siccome ormai il web lo dimostra quello che accade con Grillo, talvolta viaggia più veloce e moltiplica le cose più della televisione, visto che queste cose continuavano a rilanciarle, mi sembrava corretto che
se lei era disponibile No, a potessi rispondere, io vi fatto, ringrazio, io non posso che ringraziarla per aver detto il suo punto di vista. Io vi ringrazio di questa opportunità, non ho detto il mio punto di vista, ho detto quello che è la legislazione e la regolamentazione vigente. Se poi si ritiene che i politici non debbano avere le auto blu, vabbè, questo è un altro discorso. Allora, io ritengo che in certi ruoli, quando poi gli appuntamenti sono tanti in un giorno, o c'è l'auto blu o non si può neanche lavorare. Quindi, guardi, la scaletta che lei ha dato di impegni istituzionali secondo me giustifica, l'ho detto in apertura, l'utilizzo dell'auto blu. Insomma. Io vorrei dire questo, le assicuro Fioravanti, e io sono una persona che sa cosa vuol dire lavorare, perché ancora oggi continuo a tenere in piedi le mie attività private dando lavoro a una quindicina di persone, quindi so cosa significa lavorare. Le assicuro che se io non avessi l'auto blu rinuncerei a fare il Presidente della Regione, per una ragione molto semplice, perché non è impossibile farlo, perché tutti gli impegni che ha uno in una giornata non sono compatibili col fatto di guidare, parcheggiare, eccetera. E nonostante tutto le assicuro che sto dando un uso sobrio alla mia presenza sull'auto blu, perché tante volte vado da solo, molte altre volte mi faccio accompagnare da amici in maniera privata che magari vanno su quella strada e che sono contenti di darmi un passaggio perché approfittano per parlare con me, per rappresentarmi situazioni e problemi, quindi francamente questo accanimento che mi pare venga da una persona che mi pare ce l'abbia con me, avrà anche i suoi ragioni, non mi interessa giudicare, mi pare assolutamente fuori luogo. Io le dico che ho la coscienza assolutamente a posto e che se qualcuno vuol fare dei rilievi e delle denunce le faccia pure, perché il problema non si pone. Grazie mille Presidente, so che lei ha altri impegni e l'aspetto quanto prima qui in studio. Infatti sono appena sceso dall'auto blu per inaugurare una mostra, grazie. Grazie mille.